Questa trasmissione è offerta da Radici Serramenti. Benvenuto al sindaco di Premariacco Michele De Sabata, un volto noto anche al pubblico di Terre Friuli. Benvenuto sindaco, e naturalmente io ti chiedo subito come stanno andando le cose nel tuo comune a Premariacco. Innanzitutto grazie perché ci date la possibilità di fare due chiacchiere anche con i nostri cittadini, non solo con i telespettatori di Tele Friuli. E dico questo perché per quanto mi riguarda e per quanto mi conosci, anche io sono in sofferenza non potendo avere il contatto fisico con i miei, non solo elettori ma cittadini. È importantissimo per un sindaco raccontare quello che si sta facendo. Il Covid purtroppo ci ha messo in un angolo e mi ha messo anche a me ovviamente in un angolo. Sto uscendo anch'io da questo problema, questa pandemia mondiale. Diciamo che una delle cose che mi fa soffrire di più è quello di non poter stare in mezzo alla gente, con la gente, e raccontare quello che già abbiamo iniziato a fare in questi primi mesi di amministrazione nuova a Premariacco. Bene, allora i lavori in corso a Premariacco. Allora, abbiamo appena completato, abbiamo fatto il bilancio e quindi abbiamo ovviamente, come tutti i bravi amministratori, fatto il piano triennale. Diciamo che da subito l'obiettivo è stato un piano triennale diverso rispetto a quello che si poteva pensare, perché di fronte a noi e nell'immediatezza avremo la Comunità Europea che dovrebbe a breve riversare sull'Italia 209 miliardi. Sappiamo benissimo che 1 miliardo probabilmente arriverà in Friuli e quindi, come da buon amministratore e da buona amministratrice, abbiamo fatto un progetto, tanti vorrebbero dire fantasioso, quantomeno il libro dei desideri e dei sogni. No, io direi la concretezza, perché saremo portati a ci chiederà l'Europa di essere pronti con i progetti e di farli in maniera molto veloce. Di conseguenza bisogna prepararsi. È cambiato un po' il modo di agire anche con i bilanci per due ovvi motivi. La pandemia ha distrutto tutto quello che erano le entrate certe di un comune, di conseguenza bisogna contare che dal prossimo anno non avremo più alcune risorse e quindi bisogna stare molto attenti a non fare un fuori bilancio immediato subito, quindi molta attenzione sui bilanci, perché non avremo le entrate, avremo parecchio da lavorare sul sociale, perché se è vero che stanno arrivando i vaccini, che ci metteremo tutti quanti a posto, è anche vero che il lavoro non per tutti riprenderà com'era e quindi questo problema si trascinerà nel tempo, ci sarà bisogno di tanto sociale, quindi il bilancio non può che far tener conto del sociale, del Covid, della pandemia, e nello stesso tempo, fare un'assurdità, un controsenso, ma dovrà fare i conti con tanti soldi che potrebbero e dovranno arrivare. E quindi dobbiamo seguire le linee guida dell'Italia, della regione e del comune. Bisogna essere pronti e preparati. Da questo punto di vista abbiamo preparato una serie di lavori importanti sul comune di Premariacco. Non sono sogni, sono progetti nel cassetto. Noi siamo pronti, fra virgolette, tutti chiedono di essere pronti a spendere questi denari che arrivano dall'Europa. Bene, come è pronto, è pronto. Siamo pronti. Innanzitutto mi pare che alcuni lavori pubblici si stanno completando, no? Mi pare. Ci siamo presi alcuni problemi importanti del comune, volevamo portarli a termine, volevamo concluderli. Non posso dire ancora nulla per scaramanzia, ma ce n'è uno importantissimo che potrebbe trovare buon fine, e quindi dopo Pasqua immagino che potremo dare questa bellissima notizia che sgrava il comune da un grandissimo problema economico che lo stava opprimendo. Spero che tutto vada in porto, per scaramanzia non lo dico, ma siamo molto vicini, mentre per quanto riguarda la bonifica della discarica stiamo ancora dialogando con la regione, anche se ormai siamo andati verso una dirittura d'arrivo che poi nell'immediatezza dello striscione arrivo ci sarà partenza, perché poi ci sarà la copertura della discarica che durerà parecchi anni e quindi andremo finalmente a coprire questa discarica che ha inquinato le falde di Firmano e andremo a iniziare a risolvere uno dei gravissimi problemi che il nostro comune aveva.
dal punto di vista ambientale metti in sicurezza il comune, no? Certo. Caro sindaco, dopo avete iniziato, praticamente era il 1° gennaio, voi avete, mi pare, della comunità di pianura e state già lavorando, insomma, perché mi pare capire dalla tua azione che, insomma, non state con le mani in mano. No, assolutamente. Le esperienze fatte dalla precedente, dall'UTI, hanno lasciato alcune cose positive, altre meno. È ovvio che abbiamo cercato di continuare su quelle positive. Capofila dei nostri 7 comuni è il comune di Cividale e siamo felici di quello perché città d'UNESCO e siamo contenti di essere vicini, ma poi siamo vicini davvero perché sono attaccati a noi e quindi tutti i 6 comuni limitrofi, a parte San Giovanni che è un po' staccato da noi, siamo tutti quanti assieme per un motivo semplice: è molto molto difficile da soli gestire alcune cose. È finito il tempo del sindaco con la sua bella fascia avanti al plotone che dà la carica. C'è bisogno di stare assieme, di fare comunità allargandola e soprattutto di mettere assieme gli uffici, perché al di là di quel che dice Brunetta, al di là di quello che appare in Italia, gli uffici sono rimasti. Abbiamo ieri avuto un incontro con l'ANCI, ci ha specificato quello che già sapevamo, quindi tutti i comuni hanno minimo 53 anni, la media d'età degli impiegati. Pensare di, parlo a metà di tutta Italia, pensare che domani mattina tutti saranno ipertecnologici e tutti che faranno È impossibile. è impossibile. Quindi se è vero che domani mattina arriveranno i soldi dell'Europa, è anche vero che domani mattina non saremo pronti a riceverli in questo modo, però è evidente che bisogna andare verso questo tipo di tecnologia, bisogna far diventare un po' più giovani tutto quello che è l'apparato pubblico. È un grandissimo lavoro, siamo chiamati a farlo e dobbiamo farlo. Per il nostro bene e per il bene dei nostri cittadini bisogna andare verso questo tipo di nuova amministrazione. Ecco, senti, come risorse, come siete il segretario comunale, l'avete scavato, immagino. Siamo riusciti a trovarlo a scavalco, è uno di questi drammi, e io a Brunetta chiederei proprio questo, no? Si parla tanto di fare di tutta una tecnologia e poi rimaniamo con le braghe in mano quando ti dico che abbiamo 90 comuni senza segretario su 215 in Friuli. Già da lì si capisce quali problemi hanno questi comuni. Gli altri sono tutti a scavalco, il nostro segretario ne ha 6 di comuni, dove sapete benissimo che un segretario è quello che mette sui binari della correttezza, è quello che dà le indicazioni a un comune, è quello che detta i tempi e la correttezza amministrativa. Senza di lui davvero si va in difficoltà. Quindi prima di fare voli pindarici, pensando alla nuova PA fatta in un certo modo, io vado terra a terra e dico ci sono dei problemi reali da portare a termine. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare un segretario che ci dà una mano a scavalco e mia ambizione è portarlo via, ma comunque c'è un mercato dei segretari. Io spero che il nostro segretario rimanga, perché comunque è già importante che sia anche a scavalco, purtroppo devo dire che è importante. Ci sta dando una mano a uscire dalle secche, perché poi un comune finisce nelle secche senza queste figure apicali che in un comune comandano più di un sindaco e più di un'amministrazione intera. Ecco, senti, tu sei molto sensibile allo sport in genere, al calcio in particolare, no? In questi momenti, insomma, l'associazionismo anche in genere, oltre alle associazioni sportive, sta vivendo un momento, direi anche drammatico dal punto di vista anche psicologico, no? Ecco, penso che nel tuo comune sia come negli altri comuni, sono le società sportive che insomma stanno soffrendo perché questi ragazzi sono in qualche modo frenati da fare uno sport che piace e che entusiasma. Sì, diciamo che se prima diventava un vezzo dove rifugiarsi, no? Una vita triste, almeno andiamo a vedere l'Udinese oppure lo sport, seguiamo lo sport che è una cosa bella. Purtroppo rifugiarsi in questo momento nello sport non è proprio una cosa bella, perché anche questo mondo è diventato triste, perché da tanto tempo che è fermo, stanno subendo un contraccolpo importante. Non voglio offendere la sensibilità di quelli della scuola, però togliere lo sport ai ragazzi. Io ho dovuto stesso chiudere dei parchi in questo momento di zona rossa, sono purtroppo dei danni che si fanno ai ragazzini. Togli lo sport, togli il calcio, la scherma, il basket, tutto quello che è sport, che attività, è davvero un delitto.
siamo obbligati in un certo modo a farlo, sono obbligati loro a farlo. Fa ancora più rabbia nel mio comune per un motivo semplice: abbiamo organizzazioni e associazioni davvero importanti e davvero molto brave. Adesso tu mi parli di calcio, quindi non posso che fare il nome dell'Azzurra di Premariacco, una società che al di là di dove gioca e dove vorrebbe ambire, dove vorrebbe andare, società gestita da persone per bene che hanno creato una struttura meravigliosa e con impegno fanno un lavoro enorme, perché poi adesso stiamo organizzando i campus estivi, stiamo parlando di 400-500 ragazzi sul campo di Premariacco che devono correre, lo si fa non lo si fa per business, ma si fa per passione, e quindi anche loro si trovano in difficoltà e non si riesce ad aiutarli tutti, ovviamente, perché le risorse non sono infinite. Quello che rimane è un dato certo: hanno perso un anno intero questi ragazzi qua, quindi un anno della loro vita a livello sportivo. Immaginatevi quelli che si stanno avvicinando al professionismo, quindi certe categorie che da giovanissimi passi allievo, da allievo a primavera, perdi un anno a quell'età lì dove non hai fatto un campionato a primavera, l'anno dopo non sei più primavera e non vai più in Serie A, per esempio. Ma questo è l'esempio anche dei piccoli nostri, no? Perdere un anno è importantissimo per loro, per chi ha ambizioni, e invece perdere un anno di sport per un ragazzino è una cosa terribile, perché poi lascia il segno, e speriamo davvero di riprendere, perché comunque questo è un paese molto, molto presente nello sport. Ricordiamoci, siamo Fiore dei Liberi, il nostro simbolo, fra l'altro, guarda proprio lo sport, quindi l'accusa che mi fanno di amare lo sport nel mio caso è un premio, perché lo sport a Premariacco è addirittura nel nostro stemma. Ecco, Sindaco, in chiusura di questa bellissima chiacchierata, qualcosa sull'Udinese. Tu sei stato un protagonista sugli spalti e hai organizzato tantissime occasioni, incontro con i numeri uno. Io cito Zico per tutti, insomma, è stato fuori tutti noi, e nel tuo in particolare. Adesso, cosa pensi di questa Udinese? Facciamo una battuta: sono gli unici che non soffrono del Covid, fra virgolette, perché comunque hanno fatto una stagione positiva e finalmente ci siamo salvati senza nessun patema d'animo. Ovviamente la società è sana, abbiamo visto i conti recentemente, quindi non soffrono, seppur ovviamente hanno avuto delle perdite importanti. Però leggere in questi giorni che stanno battagliando per 850 milioni di euro con le Pay TV è un bel segnale di positività e di fiducia. Beati loro che hanno questi problemi da discuterne. Per quanto ci riguarda noi friulani, dobbiamo essere orgogliosi, abbiamo una squadra di tantissimi anni in Serie A, stadio modello, società a posto, società per bene, dobbiamo essere contenti di quello che vediamo, e l'augurio più grande è uno solo: quello che ci tornino a lasciare andare allo stadio, perché vedere il calcio senza il pubblico è davvero triste. Io lo seguo perché sono abbonato, ma ti dico la verità, mi viene voglia di buttare via l'abbonamento a tutte quante le Pay TV, perché è veramente triste senza pubblico. Poi non è quel calcio che noi amiamo. Tu hai fatto un nome, Zico. Io sono stato al Maracanã, e vederlo con 220.000 persone, il vecchio Maracanã, e vederlo vuoto, anche se ci mettiamo una bella scritta, non è uguale. Il calcio è passione, amore, è tutto questo, quindi senza la gente è inutile, fra virgolette. Ecco, grazie Sindaco, ci hai fatto l'ultimo brivido con questi ricordi, insomma. Allora, tanti auguri a te, alla tua amministrazione e a tutti i cittadini di Premariacco, perché si merita anche un sindaco così, che è molto, molto impegnato e combattivo. Tanti auguri Michele, e alla prossima. Io vi saluto, non senza, ripeto, non lo faccio solo per galanteria, ma davvero grazie per il servizio che ci date, la possibilità di parlare anche con i nostri cittadini, ma soprattutto grazie perché date voce ai sindaci che ogni tanto hanno bisogno anche di confrontarsi con voi e con i media. Grazie davvero per il servizio che fate sul nostro territorio. Grazie a Telefriuli e a Enzo, che tu ci segui e non ci molli un millimetro. Quando senti novità ci chiami subito. Grazie mille per quello che fate per noi. Auguri. Questa trasmissione è stata offerta da Radici Serramenti,